in collaborazione con In questa puntata facciamo un bel tour insieme, siamo qui, siamo nelle valli e là abbiamo l'Appennino innevato, abbiamo i fenicotteri, però anche se siamo nel Parco del Delta non parleremo d'ambiente, parleremo di ostriche, si avvicinano le feste e quindi parliamo di questo prodotto affascinante che avrà spazio per crescere. Il periodo delle feste si avvicinano e cosa c'è di meglio che portare in tavola un'ostrica, simbolo del lusso e anche della passione? Bene, noi questa settimana ci occupiamo proprio di questo. Siamo venuti qui in provincia di Ferrara, nel cuore del Parco del Delta, perché ci sono dei progetti molto interessanti. L'allevamento, la produzione e poi anche la commercializzazione di questo mollusco. Scopriremo anche che ci sono diverse specie, quindi specie autoctone e specie invece che in qualche modo abbiamo derivato dai francesi, che sappiamo, Claudio, loro sono maestri nella produzione delle ostriche. Bene, allora adesso cercheremo di capire, partiamo, ci imbarchiamo, anche se non saremo in mare aperto ma in valle, dove vengono, ma poi lo vedremo nel dettaglio, simulate le maree, perché questo lo sappiamo. Voi siete stati, tu e Vincenzo, tante volte in Bretagna, la fiera a Rennes, le ostriche ce le avete sempre fatte vedere, ebbene invece oggi le vediamo qui in provincia di Ferrara, senza le maree, però hanno trovato il modo di farle stare un po' all'asciutto e un poco nell'acqua, come serve a questi animali. Cosa facciamo, Claudio? Ci imbarchiamo? Ci imbarchiamo? Tu hai freddo? No. No? Bene, sopravviviamo. Ci imbarchiamo e vediamo dove ci portano. Ed eccoci qua, dopo qualche minuto di navigazione siamo arrivati alla postazione dove ci sono gli allevamenti. Abbiamo finalmente le nostre ostriche e qui con noi Giacomo Marchesini, che è socio della cooperativa Santa Lucia, Leonardo Aguiari, responsabile di produzione della Naturedulis, e queste sono le ostriche. Finalmente le vediamo. E queste, Giacomo, in particolare quando sono state seminate? Queste sono state seminate a inizio estate praticamente. Perfetto, quindi inizio dell'estate, hanno qualche mese. Leonardo, quando saranno pronte per la commercializzazione? Queste penso che alla fine della primavera prossima, quindi sotto Pasqua, diciamo così, siano pronte per essere mangiate. Ok, quindi queste andranno sulla tavola di Pasqua. Allora, cerchiamo anche di capire, però io ho detto siamo in valle, dove siamo? Cioè Comacchio, questo l'abbiamo detto, valli che tradizionalmente non venivano utilizzate per la produzione di ostriche, cioè queste erano le valli delle anguille oppure della piscicoltura. Esattamente, e dal momento che questo settore è in forte crisi, soprattutto per quanto riguarda i volumi produttivi, abbiamo cercato di recuperare, o comunque abbiamo questo progetto in corso, di recuperare le valli del circondario di Comacchio, allevando molluschi e frutti di mare. E abbiamo notato appunto che le ostriche si prestano molto bene, anche sull'esempio delle claire francesi, dove avviene la finage, la fase finale di allevamento dei maestri francesi, diciamo così.
avviene in questi bacini tipici di ogni zona del nord della Francia, dove le ostriche assumono il loro gusto peculiare che differisce da una zona all'altra, da clair a clair, in base all'alimento appunto che ci si sviluppa all'interno, il fitoplancton di cui si alimentano. Leonardo, qua siamo nel Parco del Delta. È corretto dire, visto che siamo in un ambiente acquatico, che se parlassimo di vino potremmo parlare di terroir, no? Quindi una determinata area conferisce caratteristiche specifiche a queste ostriche. È corretto dire questo? Esatto, sì, perché in ogni pozza d'acqua salata si sviluppa certe specie di fitoplancton, tra l'altro anche differenziate in base alle stagioni, che conferiscono il sapore tipico a ogni ostrica. In un futuro si potrebbe anche pensare a individuare le ostriche del Delta del Po in determinate zone, poi magari ci sarà una competizione tra qual è l'ostrica migliore, perché magari proviene da una zona piuttosto che da un'altra. Lo speriamo bene, che avvenga e che ci sia un implemento del mercato tale da come dire, valorizzare ogni singolo appezzamento di mare, chiamiamolo così, o comunque di valle, ecco. Quindi avremo i degustatori di ostriche che ci diranno questa è di Comacchio, questa è di una zona piuttosto che di un'altra. Però io prima di arrivare a questo volevo proprio anche capire intanto voi quando siete partiti, quante ostriche già sono state seminate, qual è la lavorazione, perché adesso noi siamo qua fermi tranquilli con queste nasse dove ci sono le ostriche, però in Francia le ostriche siamo abituati a vederle con le maree che vanno su e giù e quindi le ostriche stanno un po' all'asciutto. Qua invece le maree non ci sono e quindi cosa succede? Com'è la lavorazione, la produzione delle ostriche? Nel Mediterraneo effettivamente bisogna ingegnarci per simulare la marea e garantire un tempo di emersione a questi animali. Mi spiego, qui utilizziamo un sistema di ribaltamento di queste ceste, di queste nasse galleggianti, come dicevi prima. In questo modo le ostriche intanto si sfregano tra di loro, garantendo una rimodellazione della loro conchiglia, tanto che diventa relativamente accattivante con questa forma a goccia molto regolare. E in più durante il periodo di emersione sicuramente muoiono parecchi epibionti che possono essere parassiti o semplici commensali e che comunque vanno a deprezzare la conchiglia in sé. In più c'è un allenamento del muscolo che tiene chiusa appunto l'ostrica, in modo che questa possa un domani, quando verrà trasportata, riuscire a sopravvivere chiusa per diversi giorni. Ah, quindi diversi giorni, non è questione di ore, cioè un'ostrica, infatti mi stavo chiedendo, ma queste capisco che sono abituati a stare un po' all'asciutto, un po' nell'acqua, però fino a qualche giorno può rimanere chiusa e vitale un'ostrica? Certo, la shelf life penso che sia attorno ai 5 giorni. Se ne intendono di più quelli che gestiscono i centri di depurazione. Comunque però, sono molto insomma, resistenti, insomma, come animali. Ecco, senti Giacomo, ma queste qua possiamo parlare di specie? Di che specie sono queste? Queste qua sono ostriche concave. Noi qua abbiamo due tipi di ostriche, teniamo due tipi di ostriche, un tipo sono ostriche concave e un tipo ostriche piatte. E la differenza è solamente quella della forma, mi viene da dire, fra piatta e concava, o ci sono anche altre differenze? La differenza è che sono proprio due specie diverse. Tenete presente che l'ostrica piatta è la specie autoctona europea, che però nel corso degli anni 60, 70 e via di conseguenza è stata falcidiata da diverse malattie che hanno portato quindi all'introduzione della nuova specie dell'ostrica del Pacifico, l'ostrica concava, che attualmente è quella maggiormente disponibile sul mercato, per cui noi stiamo tentando appunto di recuperare l'ostrica piatta autoctona europea e valorizzarla anche dal punto di vista produttivo. È un animale molto più delicato rispetto alla concava, però grazie appunto anche a progetti di ricerca che abbiamo avviato
tra il 2021 e il 2020 appunto siamo riusciti in un qualche modo a avviare il ciclo produttivo di questo animale. Leonardo, a proposito di ciclo produttivo, questa è un'ostrica che viene a maturazione in circa un anno. Le ostriche che noi normalmente vediamo che provengono dai mari del nord invece hanno dei tempi di maturazione più lunghi, quindi c'è un vantaggio da questo punto di vista. Sì, le nostre zone sono vantaggiate in questo, perché come dicevi appunto l'ostrica concava in Francia ci mette circa 2 annetti, ecco, ad essere pronta per essere mangiata. Qua abbiamo notato nei nostri test preliminari che già in un anno può essere pronta per la tavola. L'ostrica piatta invece è una specie più lenta nella crescita anche in queste zone qui, quindi ci mette all'incirca 3 anni per essere degustata. Tra un po' andiamo in pausa. Quanto avete imparato dai francesi in questo tipo di allevamento? I nostri partner francesi ci hanno dato una buona mano, soprattutto per l'allevamento dell'ostrica concava, con l'avvio di queste tecniche, con la fornitura di varietà particolari di ostrica che riusciamo ancor più a valorizzare nelle nostre zone. Bene, ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità.